Basta immigrazione, fermiamo l'invasione! Basta immigrazione, fermiamo l'invasione! Con Leonardo Campion del comitato Prima i Trevigiani qui al cimitero del comune di Casier. Che cosa avete chiesto questa sera con questa manifestazione di protesta? Allora, oggi abbiamo chiesto lo sgombero della caserma Serena, una richiesta che ci è venuta dai residenti che ci hanno chiesto a gran voce un intervento per una situazione che è insostenibile. Abbiamo già organizzato un mese fa una raccolta firme che ha avuto un grandissimo successo, che però non ha portato a nessun risultato, quindi abbiamo deciso di portare in piazza le persone che hanno potuto gridare la loro volontà per una situazione che è diventata insostenibile. I cittadini sentono di aver perso l'uso della loro città, dei parchi e delle zone che sono occupate sono diventate delle piazze di spaccio, sono diventate anche della prostituzione, dell'accattonaggio. Quindi diciamo che la vostra protesta va oltre quella che è la situazione del coronavirus delle ultime settimane alla caserma Serena. Il coronavirus è stata solo l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, a cui la responsabilità di questo focolaio la do a chi sta gestendo l'accoglienza di queste persone, perché racconti dall'interno della caserma ci dicono che già dai primi contagi non sono mai stati separati i positivi dai negativi, e questo ha solamente portato che quasi tutti gli occupanti contrassero il virus. Come sentite le istituzioni, quindi sia a livello comunale sia a livello regionale, che cosa chiedete alle istituzioni? Allora, a livello comunale i due comuni competenti, diciamo così, perché la caserma è tra il comune di Treviso e Casier, hanno un po' le mani legate, nel senso, più di alzare la voce e chiedere anche loro la risoluzione di questo problema, poco possono fare. Il prefetto ho visto che è più impegnato a portare degli esempi virtuosi di rifugiati che magari hanno conseguito diplomi, titoli di studio e che lavorano, ma che sappiamo essere una minoranza. E vediamo soprattutto uno Stato assente e che non c'è proprio la volontà di risolvere questo problema, che evidentemente porta più benefici, più guadagni nelle tasche di pochi Vi fermerete qui, che è la cosa più importante che vogliono capire i trevigiani, o sono in previsione altre manifestazioni? Assolutamente no, noi oggi abbiamo fatto sentire la nostra voce, abbiamo fatto sentire la voce dei residenti. Se la situazione non dovesse risolversi siamo pronti a riscendere in piazza e ad organizzare altre iniziative per cercare di mettere fine a questa storia.